Il problema dell'accorpamento e del, dimensionamento degli istituti scolastici da noi, in Italia, comincia ad assumere, delle dimensioni, insomma, importanti e anche preoccupanti, tenuto conto che, in un'ottica molto, come dire, speranzosa, tutto quello che la maggior parte di noi dirigenti, auspicava era la possibilità di avere un numero invece ridotto di alunni che sicuramente, come dire, nell'immagine della scuola svedese, no, che è un grande esempio, che al quale guardano molti di noi, una scuola con numeri, ridotti andrebbe potrebbe essere gestita sicuramente in una maniera completamente diversa. Qui il discorso è esattamente l'opposto, i grandi numeri. C'è un grafico che ci mostra come le regioni più penalizzate da questa opera di dimensionamento siano proprio le regioni del sud, quindi la Campania in testa, ma la Sicilia, segue immediatamente dopo, la Calabria, la Puglia. Quindi, teniamo conto che le zone del sud sono le zone con una specificità territoriale sicuramente, più particolare, più problematica rispetto ad altre regioni, anche grandi, importanti, però insomma, parliamo di, Campania e Sicilia, dove gestire un istituto comprensivo con 800, 900 alunni è già notevole, un impegno notevole. Se consideriamo che quest'opera di dimensionamento porterà tra non molto a dover gestire istituti comprensivi di 2000, 2500 alunni, ehm, in zone molto particolari, zone a rischio, zone dell'estrema periferia, delle città grosse, delle città importanti. Mhmm, insomma, parliamo di un problema sicuramente importante, sicuramente da affrontare, in maniera delicatissima, in maniera molto precisa. Cioè, se a questo tipo di discorso, al discorso del dimensionamento, si associasse un discorso di, come dire, finanziamenti di un certo tipo, specifici per determinate scuole, con determinate tipologie di utenza, con, problemi legati alla dispersione scolastica e quant'altro, allora probabilmente, già il problema potrebbe essere, non dico risolto, certamente non risolto, ma affrontato con una forza e con degli strumenti che ci metterebbero quantomeno nelle possibilità di portare avanti, diciamo percorsi educativo-didattici di qualità, perché se insieme al dimensionamento non si, associa o non si dovesse associare in futuro un discorso di finanziamenti mirati, allora io, insomma la cosa, la vedo un po', forse perché insomma di parte, perché io, curo da 15 anni, un istituto comprensivo della periferia della città, quindi ho contezza di ciò che dico, so di quali problematiche parliamo. Ecco, questa cosa un po' mi preoccupa, sicuramente mi